Benvenuti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questa nuova lezione. Oggi per la prima volta in tutti i 300 e passa video presenti all'interno di questo canale YouTube parliamo del grandissimo Tal. Tal, ricordiamo, diventò campione del mondo a 24 anni, l'unico che è in grado di battere questo record fu solo Garry Kasparov più tardi, a 22 anni. Tra l'altro, Botvinnik è definito da tutti uno dei più grandi attaccanti di sempre, colui che ci ha fornito le partite più belle, più romantiche, piene di sacrifici. Secondo Petrosian era il giocatore che appunto ha prodotto il maggior numero di partite spettacolari. Secondo invece Bronstein dice che non aveva limiti di calcolo, aveva una velocità di calcolo incredibile e in grado di andare in profondità e di vedere tutte le varie varianti. Tra l'altro, altra curiosità molto interessante, fu tra i pochissimi grandi maestri, forse l'unico, a essere diventato subito gran maestro senza passare per la carica di maestro internazionale. La FIDE decise di dargli di fare uno strappo alle regole proprio per per il suo incredibile talento. Ma andiamo a vedere questa partita di Tal col bianco e Strelkov con il nero. Vediamo questo poverino contro chi purtroppo ha dovuto combattere contro una mente geniale. E4, E6, D4, D5, cavallo D2, quindi questa è la difesa francese, cavallo D2, cambio, cambio, cavallo D7, cavallo F3, cavallo G va in F6 e adesso cosa giocheresti col bianco? Si può catturare il cavallo, si può giocare alfiere G5 inchiodando il cavallo oppure la normalissima cavallo G3 che è la mossa che fu giocata in partita. Fin qui nulla di incredibile. C5 e qui ora chiaramente il bianco non può permettersi di catturare altrimenti perde il controllo del centro e con un appiattimento anche della partita che diventa assolutamente pari bisogna giocare C3 e in caso di cambio così va avanti la partita bisogna catturare di cavallo e il cavallo qui è veramente molto forte poiché controlla la scacchiera, ha molte case importanti su cui puntare. Tieni bene conto che qui catturando di pedone il bianco avrebbe avuto un pedone isolato e sappiamo, abbiamo già visto anche in diverse partite, abbiamo già analizzato partite col pedone isolato di quanto questo possa essere forte quanto una debolezza. Quindi cavallo D4. A6 proprio per impedire sia le entrate di cavallo ma soprattutto di alfiere in B5 che avrebbero inchiodato il cavallo in D7 e avrebbero dato parecchio fastidio. Alfiere D3, sviluppo dell'alfiere, cavallo C5 minacciando questo alfiere che è troppo importante per il bianco, non perché sia chissà che cosa, ma questo alfiere punta su H7, quindi a seguito dell'arrocco corto del nero, questo punto qui è un classico obiettivo da parte del bianco e l'alfiere campochiaro è importantissimo per questi tipi di attacchi, quindi ora lo ritiriamo in C2 in modo tale che comunque rimane su questa diagonale a creare pressione. Ora E5. E5 è un errore, è vero che si minaccia il cavallo, è vero che il cavallo probabilmente si dovrà spostare, dopodiché una volta che il cavallo si sarà spostato ci sarà il cambio delle donne con alleggerimento del gioco, ma è anche vero che, ricordati questa cosa, i pedoni non possono mai tornare indietro, quindi una volta che vengono spinti creano inevitabilmente delle debolezze dietro di sé. In particolar modo ora questo pedone in E5, con cosa lo puoi difendere? Lo puoi difendere con un alfiere, lo puoi difendere con una donna. E poi cosa puoi fare? E poi devi andare a fare i numeri da circo, perché per difenderlo devi piazzare un cavallo in D7, l'altro devi piazzare in G4, insomma non sono probabilmente le situazioni migliori in assoluto. Volevo cercare di cancellare queste frecce ma non ci riesco come non detto quindi bisogna fare molta attenzione a spingere in avanti questo pedone proprio perché può essere poi facilmente attaccabile dal tuo avversario e in più come abbiamo detto crea delle debolezze dietro di sé.
Donna e 2, qui Tal ha trovato un modo per evitare di spostare il cavallo. Il pedone in E5 è inchiodato poiché dietro c'è il proprio re. Ecco, questo è un altro errore, il fatto che di spingere quel pedone da solo così in avanti senza aver prima arroccato. Alfiere D6, cavallo in D va in F5, ora questo cavallo che era sotto attacco va in F5, attaccando sia su G7, quindi forzando praticamente il rocco corto, e inizia a fare pressione su questo alfiere D6. Ricordati di questa pressione su D6 poiché sarà un tema importante all'interno della partita. Arrocco corto del nero e adesso Tal che cosa fa? Arrocca secondo voi o fa una mossa d'attacco? Ma chiaramente è una mossa d'attacco. Alfiere G5. Qui analizzando al computer c'è una variante molto più complessa e difficilissima da vedere anche per Tal. Anziché alfiere G5 qui c'era alfiere H6, quindi un sacrificio gratuito totalmente di un pezzo. Guarda come sarebbe potuta andare la partita dopo che il nero accetta questo sacrificio. Quindi l'idea di questo sacrificio è semplicemente di rendere la colonna G ottima per entrare di donna, poiché questo cavallo insieme a questa donna, una volta che la donna arriverà in G4, potrà dare matto in G7. Il problema è che la donna per il momento non può andare in G4 poiché c'è questo cavallo che tiene questa casa. Quindi il bianco ora cercherà di deviare il cavallo dal controllo della casa G4. Torre di 1, attacco doppio su questo alfiere e non è che ci siano troppe difese, poiché adesso se adesso ti difendi con cavallo in E8 per appunto supportare questo alfiere, questo cavallo da qui riesce a controllare la casa in G7, ma attenzione perché non è finita. Torre per D6, ti ho preso l'alfiere, ti sto minacciando la donna e ora cosa succede? Se tu togli il cavallo, ti ricordo che questo cavallo è fondamentale per proteggere questa casa dal matto, se tu togli il cavallo semplicemente ti becchi il matto. E qui insomma c'è poco da fare, qui devi mettere la donna in G5, ma in che modo adesso il bianco riesce a passare in vantaggio? Ti lascio 10 secondi per pensarci. Assolutamente sì, cavallo per H6 scacco. Chiaramente la donna è inchiodata, non può muoversi, non può catturare il cavallo perché c'è la donna nostra che fa pressione sul re. Il re si deve spostare indifferente in H8, in G7 e ora questa donna non ha più il sostegno del pedone e si perde la donna. Questa era una variante molto difficile e complessa da vedere, quindi alfiere G5 all'albo di tutto ciò possiamo dire che è una mossa molto buona. Ora il nero qui giocò un po' in modo distratto, fra le tante mosse qui giocò alfiere C7 che non è probabilmente la mossa più forte. Sicuramente l'ha fatto perché voleva evitare entrate di torre in D1 che tra l'altro poi c'era dietro la donna e quindi avrebbero inchiodato l'alfiere, lo sposta in C7. Il problema è che ora torre D1 io te lo posso giocare lo stesso e ora ti minaccio la donna. Devi spostare la donna? Dove la metti? Attenzione che se vai a spostare la donna, per esempio la sposto qui, che cosa posso fare adesso? Semplicemente catturo, visto che non puoi più catturare in F6 con la donna, e si è ancora un'altra volta liberata questa casa per il solito tema, donna G4, re si sposta, scacco matto. Quindi guarda quanto è importante disporre bene e in modo attivo i propri pezzi. Adesso qui però il nero non spostò la donna ma giocò cavallo in C va in D7, quindi si sta sempre più tappando, questo povero alfiere non ha mai giocato e non giocherà mai per tutto il resto della partita. Vediamo come è continuata. Cavallo in H5, altro colpo di genio, si minaccia su G7 con i due cavalli, ma si minaccia F6. Tu dici, ma la presa in F6 non è una minaccia? Invece sì che è una minaccia. Perché? Perché adesso il nero qui gioca alfiere B6. Tra l'altro, volevo farti vedere un'altra cosa. Prima del alfiere B6, se qui il nero gioca G6, andando a minacciare entrambi i cavalli, semplice, cioè
cavallo in H6 scacco, il re qui non può andare perché c'è questo cavallo che controlla questa casa, è costretto a spostarsi, adesso cavallo per F6, ti ricordo che questo cavallo non può catturare perché altrimenti si perde la donna. Quindi torniamo indietro, su cavallo in H5 non è stata giocata la spinta G6, ma è stata giocata alfiere B6. Semplicemente ora si perde lo stesso con alfiere per F6. C'è ancora una volta sempre lo stesso motivo tattico. Se si cattura col cavallo si perde la donna. Se si cattura con la donna semplicemente si perde la donna. E se si cattura di pedone c'è ancora una volta sempre la solita entrata di donna G4, sposto e alla fine c'è il matto. Bene, anche questa partita abbiamo finito di analizzarla, è stata molto veloce ed è finita in 16 mosse, 17 per l'esattezza. Tale era un grande genio, un grande attaccante, e c'è da dire che questa partita è stata giocata nel 1949 e chiaramente i giocatori non avevano tutte le conoscenze di teoria e l'aiuto anche dello studio dei computer per migliorare il proprio gioco. Bene, come al solito spero che il video ti sia piaciuto, ti invito a lasciare un like, un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!